Allora, stava parlando il presidente Walter Rigobon, però Sì, c'era volevo fare una qualcosa da domanda. dire. Ecco, Rigobon, lei prima parlando diceva, però con la crisi che c'è, tra virgolette, non lo ha detto, ma è anche normale, non l'ha detto, ma ho pensato che magari potesse pensare lei che è normale che ci sono persone che acquistano. Ecco, come concilia per trovare una soluzione il fatto che vi sia tutta questa attività di contraffazione da un lato e dall'altro la necessità, la difficoltà economica del cittadino, come concilierebbe le due cose? Allora, io credo che insomma, se avessi la soluzione a questo problema non saremmo qua a discuterne. Ci sono, ripeto, diversi piani su cui lavorare. Sicuramente la repressione è una e l'altra è l'aspetto educativo, che vuol dire tutto e vuol dire nulla. Però se noi cominciamo subito dalla scuola, per esempio, nei negozi e ci si fida, come al tempo in cui veniva ricordato, che andavo là ad acquistare, non tanto perché forse risparmiavo le 5.000 lire, no? Ma perché mi fido di quel commerciante che si comporta bene, la cosa trova un ridimensionamento. Io credo che estinguerla sia un'utopia, ma gestire in modo diverso questo fenomeno sì, perché se ne parla troppo e si fa troppo poco. Se ne parla troppo e si fa troppo poco e questo non giova né a chi fa l'imprenditore né ai consumatori, che spesso sono vittime oltre che carnefici di situazioni che non vanno bene, insomma. Chiarissimo. È una precisa accusa, quindi poca cultura insomma, dell'argomento, cioè, viene preso con grande leggerezza senza rendersi conto invece delle ripercussioni che potrebbe avere. Patata bollente da Antonici, poi la passo al Presidente, vorrei la stessa buttare un questione. po' di fuoco, anzi di benzina sul fuoco. Mettiamone altra. Perché in realtà adesso stiamo incrociando quello che sta dicendo il Presidente dei consumatori con quello che diceva Secco all'inizio. E noi in realtà abbiamo un consumatore che è molto più consapevole di quello che noi crediamo. Sì, ma l'abbiamo visto dai dati, sono dati allarmanti. Anch'io sono rimasta perplessa, è un consumatore estremamente critico, è un consumatore che sa che il Made in Italy si fa all'estero e il reddito del Made in Italy va dall'estero all'estero. Cioè che i grandi brand fanno finanza da un paese all'altro e certamente ben poco del Made in Italy rientra in Italia. Ed è un consumatore che si fa i conti in tasca, ovviamente, e soprattutto è consapevole in un contesto della cultura del consumo, che difficilmente con la scuola, con l'educazione, riusciremo a orientare in maniera diversa, perché i social network, i ragazzi, noi possiamo anche insegnarli quello che vogliamo. A livello mondiale? No, diciamo, a livello mondiale, ma questi hanno già i loro parametri di scelta, eccetera. Figuriamoci questi... Direttore, quindi dobbiamo rassegnarcene allora? No, non bisogna è un paradosso disarmante, me ne rendo conto. Però bisogna partire da questo dato reale. E quindi, partendo da questo... Quindi intanto bisogna cercare di usare il più possibile questi strumenti di comunicazione, perché altrimenti non ne andiamo fuori. E la seconda cosa, c'è un contesto di illegalità generale, di illegalità generalizzata, di sistema di condoni, di sistema di permissivismo, di incertezza della pena su tutte le cose, per cui effettivamente la mentalità è questa, cioè che tu dici delinquo perché non sono punito. Allora, innanzitutto cominciamo ad applicare le norme che ci sono nella maniera più seria possibile. Poi lo so che le carceri stanno traboccando, perché effettivamente anche l'acquistare il prodotto taroccato non è sentito come una violazione della legge, né è sentito come un venir meno il proprio interesse personale, cioè proprio è cambiata la situazione. E, ripeto, è un paradosso disarmante. Allora bisogna utilizzare degli altri strumenti, e anch'io se sapessi la ricetta saremmo tutti più contenti. Trovarli. Però sicuramente bisogna cominciare a partire dalla legalità e dal buon esempio. Presidente, volevo chiedere, dopo passo la consiglio, dopo sentire il suo parere. Approfitto di essere l'ultimo del giro per mettere qualche puntino sugli i. Allora, diciamo che l'argomento di oggi è
Made in Italy e la contraffazione. Made in Italy, per gli ascoltatori possiamo anche dire cosa significa. Significa in Veneto 45.000 posti di lavoro in circa 4.500 aziende. Regolari. Immaginiamo regolari, perché i dati statistici sì, sono no, quelli no, regolari, volevo poi se vogliamo precisarlo per chi ci giudicarli per ascolta, due, perché come ormai- succede in Italia, lo possiamo fare. Le dirò che in Italia ci sono 10 milioni di pecore regolari, nessuno ci crede, probabilmente sono anche 20 milioni. Detto questo, questo per significare l'importanza del settore, e quando parliamo del sistema moda diciamo il tessile, diciamo l'abbigliamento, che sono quelli comunemente iscritti a questa categoria. Mettiamo l'occhialeria, come abbiamo detto, mettiamo la scarpa e tutto quello che ruota attorno, e poi c'è la parte del commercio che raddoppia questi numeri. Quindi qui parliamo dell'importanza. Il secondo argomento di oggi è la contraffazione. Cos'è che unisce queste due cose? Che la contraffazione mina il sistema moda nel suo complesso, lo mina togliendogli possibilità di lavoro, perché il contraffatto generalmente non dà lavoro sul territorio, tranne i piccoli casi dei lavoratori clandestini. La contraffazione si combatte difficilmente, si combatte con la cultura e si combatte con la legalità. Noi vorremmo si combattesse anche con la certificazione del prodotto e con la tracciabilità. Allora qui c'è la famosa battaglia in Europa per ottenere dalla Comunità Europea la famosa tracciabilità. E lì siamo al titolo della trasmissione, un'occasione perduta. Non è la panacea di tutti i mali, ma quantomeno che il consumatore europeo possa avere la certezza di un'etichetta che gli dice da dove viene il prodotto, gli dà già una possibilità di scelta, che è quella che attualmente non c'è, perché le GRIF marcano Made in Moldavia o Made in Taiwan, ma possono anche non farlo, e in ogni caso ci sono delle possibilità di non applicare l'etichetta. È chiaro che il consumatore, che diceva prima il collega, se non ha i mezzi per comprare, deve comprare il contraffatto, ma nel momento in cui può scegliere, sa da dove viene e in base alle sue disponibilità comprerà. E tutta la fascia del lusso, la fascia delle persone che possono permettersi un certo capo, avrà a quel punto la certezza di poter comprare il Made in Italy. Mi oppongo a quello che diceva invece il Presidente lì, nel momento in cui si fa scandalo del prezzo di un prodotto di GRIF. A me non dà nessuno scandalo, io non sono certo un portatore delle GRIF, anche se sono fornitore, perché le GRIF sono nel libero mercato, possono vendere il prezzo che vogliono. L'importante è che diano al consumatore un prodotto buono, che diano un prodotto certificato e che sia fatto con la tutela dovuta. Poi se lo vendono a 2.000 euro per un valore di 10, quelli sono affari dell'acquirente, che se vuole comprare la GRIF a un certo prezzo è liberissimo di farlo. Mi scandalizzo se il pane costa tanto o se la maglietta di cotone costa tanto, okay. Mi scandalizzo se la giacca della GRIF costa 1 milione di euro. Posso fare una domanda? Lei parla di tracciabilità, siccome nella contraffazione si parla tanto della necessità della tracciabilità, allora le chiedo, la tracciabilità, se per tracciabilità si intende anche la provenienza della produzione o parte di essa, le chiedo, mi domando, se questa quindi è tracciabilità, significa che io, imprenditore, produco in Tunisia, quindi il prodotto tracciato in Tunisia, quando lo vendiamo all'estero non si rischia di perdere l'etichetta del Made in Italy? Ma se perdiamo l'etichetta, allora dipende da cosa vogliamo, l'obiettivo, che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Qui se vogliamo difendere il manifatturiero italiano, prodotto in Italia, dobbiamo certificare quello che effettivamente è prodotto in italiano. Quindi per lei, se per poi invece vogliamo coprire la GRIF che produce all'estero facciandola per l'italiana, allora andiamo sul secondo piano. Qui si tratta di No, ho fatto una domanda precisa io. Io ho fatto una domanda, scusa, certo. Magari non sono stato chiaro. Okay. Ci sono aziende che producono in Tunisia, in Romania e producono là, poi arrivano qua, confezionano, sistemano e mettono Made in Italy. Io ho fatto una domanda, se tracciamo il prodotto e questo mi proviene che viene prodotto in Tunisia, faccio un'ipotesi, e lo confeziono in Italia, non potrebbe danneggiare il Made in Italy? Le chiedo, questa è una domanda. Ma può danneggiare un certo tipo di Made in Italy, perché se quell'azienda che produce in Tunisia e porta la ricchezza in Tunisia, non è giusto che sfrutti il Made in Italy dei veri italiani. Però adesso metterà confezionato in Tunisia con il tessuto fatto in Italia, con i bottoni. Però adesso è così in linea di principio. Oggi è così, ma è di quello che ci lamentiamo. Quando ci lamentiamo che in Italia abbiamo perso milioni di posti di lavoro, c'è il motivo è questa delocalizzazione che è libera e sacrosanta, ognuno ha il diritto di fare, nessuno si oppone alle GRIF, nessuno si oppone a chi è delocalizzato. Per cui stiamo parlando del Made in Italy vero, del manifatturiero che già in Veneto. Quindi lei dice produzione all'estero, niente, Made in Italy, produzione in Italy. No, Made in Italy è fatto in
in Italia. Se poi apriamo una discussione e diciamo quale parte del prodotto è fondamentale, quindi nella confezione scriviamo confezionato in Tunisia, tessuto fatto che, bottoni fatto lì. Cioè la tracciabilità significa dire le cose oneste. Non vogliamo nasconderci. E questo non significa minare l'economia italiana, perché le grey francesi del lusso producono in Italia e con questo non è che abbiano svalutato la loro immagine, perché il consumatore compra Chanel, compra Christian Dior, eccetera, si è fatto in Italia. Hanno la tracciabilità. Ma hanno la tracciabilità, il loro consumatore sa che non è fatto, perché in Francia non c'è nessuna manifattura, per cui compra la grey. La RIF può essere fatta in qualunque parte del mondo con tutto il diritto di farlo. L'importante è la contraffazione e truffare il consumatore. A questo ci opponiamo, noi ci opponiamo alla delocalizzazione né altro, sono scelte, ognuno fa il suo mestiere. Chiarissimo. No, volevo restare su questo aspetto. Beh, a parte che la cosa che sta dicendo adesso chi mi ha preceduto è una cosa seria, perché se io confeziono in Italy cose col cotone egiziano, per esempio, che è pregiato, io faccio un prodotto di qualità. L'importante è che io dica onestamente dove ho preso la materia prima, dove l'ho confezionata e quali cose ci sono dentro. Allora, mi viene un parallelismo che vorrei proporvi rispetto alle cose che venivano dette, nella differenza tra forma e sostanza. Cioè noi costruiamo ormai in questa società l'idea che l'apparenza conta di più della realtà. Mi verrebbe da dire che questo vale sia in politica come nel consumo. Quindi per i ragazzi ormai c'è uno slittamento, io me li ricordo a scuola dove sono tornato fino a qualche anno fa, prima di fare il consigliere regionale, si sostituisce la marca alla cosa. Sono andato a comperarmi e si dice la marca, non le scarpe, si dice la marca piuttosto che il giubbotto. Allora è evidente che quanto veniva prima detto da Antonic è fortemente vero, perché per un ragazzo, per una ragazza, per anche un adulto diventa più importante esibire una cosa che sapere di avere un prodotto di qualità. Quasi nessuno, adesso un po' di più perché si comincia a far crescere questa cultura, guarda l'etichetta, guarda di che cosa è fatto un capo, cosa c'è di cotone. Però sta nascendo, quindi quell'informazione. Ma certo che c'è, ma adesso lei guarda, se lei guarda anche nei prodotti alimentari di cui non parliamo, la gente comincia a guardare com'è composto, com'è la scadenza. Secondo me è molto importante che le cose tornino ad essere valide per la sostanza e non l'apparenza. Quindi un discorso di educazione in sicuramente sì, guardi, quando io dicevo il parallelismo lo dico sulla mia pelle rispetto alla politica. Cioè, quante volte noi ci abituiamo ad ascoltare o a compiacerci dell'apparenza che assume un messaggio piuttosto che la sostanza? Allora, se i ragazzi fossero abituati a capire che un paio di scarpe piuttosto che un paio di calze, un paio di mutande piuttosto che un giaccone, se sia fatto di qualità piuttosto che di sintetico, se è a contatto con la pelle, per esempio, non è la stessa cosa, che si chiami Beppino piuttosto che una grande marca. Dovrebbe essere importante che l'educazione, prima veniva detto sulle possibili conseguenze anche per i bambini. Sta parlando più da sociologo che da politico adesso. No, io sto parlando da politico perché non ne posso più anche della politica che fa annunci e non fa realizzazioni, perché io lo misuro sulla mia pelle la difficoltà di introdurre delle norme, delle leggi e di farle applicare, perché l'altra specialità del nostro paese, lo dico in termini autocritici perché non è che io parlo della politica chiamandomi fuori, sono in qualche modo coinvolto, poi ognuno può avere di sé l'idea di quanto è responsabile o meno di questi comportamenti, però io la vedo la distanza che c'è tra l'annunciare una legge e poi praticarla. Se noi realizzassimo 1/10 dei principi che scriviamo nelle leggi e nelle norme, il nostro paese sarebbe profondamente diverso. Vale anche per la legge di stabilità di Renzi questo? Vale assolutamente per tutti. Si è preso dentro, no, ma guardi, io non mi tiro via per niente, guardi, le dico vale per la politica generale, ma vale anche per la politica regionale. Vuole che le dica quante norme della politica regionale noi facciamo fatica ad attuare? Te ne dico una di cui sono stato direttamente coinvolto, nella quale sono stato direttamente coinvolto, non solo sul commercio. Abbiamo fatto una legge regionale contro la criminalità organizzata e mafiosa, è come avere una macchina in garage senza benzina. Abbiamo fatto una bella legge da tutti riconosciuta, facciamo fatica a farla applicare, a metterci le risorse e a mettere anche nelle condizioni i magistrati, le forze dell'ordine, di fare il loro lavoro in una certa maniera. Perché la politica, ripeto, è come per certi aspetti la moda, si ferma alle apparenze. Io di questo sarei stufo e credo che la politica buona, così come l'impresa buona, debba essere tutelata. Non possiamo fare di ogni erba un fascio, perché gli imprenditori corretti, e sono molti, sono i primi ad essere danneggiati. I lavoratori seri, che non accettano di lavorare in condizioni vergognose, sono i primi ad essere danneggiati. Allora, bisognerà che anche noi, ripeto, noi tutti,
diciamo che alcune cose bisogna sapere che costano. Lei prende una lavatrice tedesca, lei sa che costa di più, però sa che quella non è contraffatta. Sai cosa? Che quando ha detto che la moda è la forma, come la moda è forma, io lì mi sarei da imprenditore della moda, perché è anche sostanza la moda, no? Se vogliamo, giusto? È molto sostanza. È molto sostanza. È molto sostanza. Ho detto che bisogna non accettare che rimanga forma. Io voglio un prodotto, quando ho imparato anch'io a mie spese, da ragazzo prendevi una cosa perché costava poco, adesso avendo anche magari più mezzi di quelli che può avere un giovanetto, tu vai e guardi chi l'ha fatta, dove è stata fatta, quali sono i materiali. L'ultima cosa che dico e mi fermo è anche l'idea del consumo. Vede, c'è gente che consuma perché siccome consuma esiste, quando è nervosa va a far spesa e consuma. Allora noi abbiamo tutti, parlo per me così nessuno si offende, tante di quelle robe. Al supermercato, lei si va a prendere dal supermercato. No, io al supermercato sono peggio di Marco Valdo il supermarket, perché se io vado a prendere il pomodoro sicuro che riempio il carrello, difatti mia moglie non mi manda perché arrivo a casa con delle ceste. Ricordo quando me l'ha raccontato. No, io sono assolutamente sedotto immediatamente, però ripeto, in termini culturali so benissimo, noi abbiamo il decuplo delle cose che ci servono. Capisco che siamo indotti a farlo perché fa consumo, secondo me è meglio comprare una cosa di meno di qualità, che ci duri di più, questo non danneggia l'impresa, perché la cosa di qualità richiede anche più tempo per essere fatta e per essere venduta. Deve cambiare un tipo di mentalità. Io do subito la parola a Valtteri Gobon, poi a Walter Giannino, no un attimo solo perché c'è la pubblicità, prima un brevissimo break e poi do la parola anche a loro che l'hanno chiesta perché stiamo entrando nel merito e poi entriamo anche sull'aspetto delle occasioni perdute perché poi qui parliamo anche di normative, di Europa ed entriamo un po' nella questione, nel nucleo centrale. Pubblicità, pochi secondi.